Benvenuta la dottoressa Silvia Vettori in questo spazio dedicato al progetto Caregiver Veneto in Rosa. Grazie. Silvia, puoi raccontarci di che cosa ti occupi? Volentieri. Allora, all'interno del contesto di ISRA mi occupo del centro specialistico per le demenze. È un centro nato ormai da una decina d'anni, che si occupa nel territorio trevigiano, di aiutare le famiglie che vivono a domicilio una situazione di prendersi cura di persone affette da demenza di varia natura, quindi Alzheimer, ma anche demenze di altra origine vascolari o comunque iniziali fragilità cognitive, anche che la persona stessa sente di percepire in sé. Quindi noi abbiamo una sorta di sportello vis-à-vis, dove possiamo incontrare le famiglie come prima interlocuzione e poi questo ufficio, questo sportello ha un grande ruolo di connettore con quelli che sono gli altri servizi attivabili del territorio, alcuni erogati da noi stessi, altri in collaborazione con l'azienda sanitaria, con il CDCD, con le strutture. Quindi aiutiamo proprio la famiglia ad orientarsi nel dopo diagnosi e a volte anche nel sospetto di una diagnosi. E quindi per accedere al vostro servizio bisogna avere per forza una diagnosi di demenza oppure anche no? No, per accedere al nostro servizio non è necessario avere una diagnosi di demenza. È un servizio aperto. L'obiettivo è anche quello di creare una cultura rispetto a che cosa significa invecchiare con alcune fragilità e imparare a distinguere tra queste fragilità e quindi capire chi possono essere gli strumenti, le persone, gli interlocutori che aiutano a dare forza eventualmente a queste fragilità. Quindi non è necessario avere in sé una diagnosi, ma basta avere delle domande, delle curiosità rispetto a quello che sta accadendo in sé o in un proprio caro e l'obiettivo è quello di incontrare delle persone da questa parte che siano competenti rispetto alle traiettorie possibili di un percorso di invecchiamento, e, far luce rispetto ad alcune difficoltà esistenti, alcuni rischi, anche magari rispetto a delle patologie che la persona già possiede, e orientarle nel modo migliore. A volte questo orientamento si può trasformare in una presa in carico, quindi la persona viene aiutata ad avere una diagnosi confermata, conclamata, quindi ci si riferisce ad esempio al centro di ricadimento cognitivo delle aziende sanitarie, che in tutta la regione sono gli organismi deputati a fare la diagnosi. Ma dopo questo momento si accoglie la famiglia, in questo caso sì con la diagnosi in mano, a stabilire insieme un percorso sul cosa fare e soprattutto sul come farlo dopo che questa diagnosi è arrivata a sconquassare l'equilibrio della famiglia. Ci puoi dire quali possono essere le differenze tra un invecchiamento, chiamiamolo normale, e invece un invecchiamento con decadimento o con demenza? Sì, non sono dei cassetti separati rigidamente, però può essere che la persona nel suo percorso di vita, quando si avvicina ad alcune fasi appunto legate ad un invecchiamento, può cominciare a sentire in sé delle titubanze anche rispetto alla memoria, al linguaggio, quindi a faticare a trovare delle parole, alla capacità di organizzarsi la giornata. Questo può essere vissuto dalla persona stessa, che quindi porta il problema che vive in sé, e può avere delle spiegazioni, anche spiegazioni che non hanno a che fare necessariamente con una patologia di tipo dementigeno, ma ad esempio nelle persone anziane anche degli aspetti di forte ansia o di vissuti depressivi, di aspetti depressivi, possono manifestarsi con dei sintomi più somatici come dolori, mal di testa, anche dimenticanze, quindi sintomi cognitivi, ma in realtà non abbiamo una vera e propria demenza, quindi un'alterazione del tessuto cerebrale, ma abbiamo un funzionamento stanco, affaticato, sofferente dell'organismo. Quindi è utile in quel caso comunque chiedere aiuto a noi, ma anche
al medico di famiglia, cercare di capire che cosa sta accadendo, che mi sento diverso, questo letto, diciamo, nella persona stessa. A volte, molto più spesso, le fragilità vengono colte da chi è vicino alla persona stessa, che sembra non rendersi conto delle sue fatiche a organizzare i compiti quotidiani, ad esprimersi bene, a tenere il filo di un discorso. Allora, in quel caso, noi chiediamo al familiare di incontrarci, di vederci, di prenderci tutto lo spazio da solo per poter raccontare che cosa accade nelle mura domestiche. Questa è una cosa, è un aspetto molto delicato, ma anche molto importante, perché spesso nei classici contesti di cura il familiare e la persona che porta, diciamo, i sintomi, le problematiche, vengono visti insieme nello stesso momento. E questo fa sì che spesso il familiare si senta un po' bloccato nel riferire, anche per desiderio di proteggere il proprio caro. E quindi non riesce a dire tutto, non riesce a far capire al clinico tutto quello che è difficile da gestire a domicilio. Quindi ci sono dei mutismi protettivi, ma che non aiutano a vedere bene la realtà. Vedendo invece il familiare da solo, noi avremo proprio un'interlocuzione libera, chiedendo che cosa succede, cosa ti dà più difficoltà, dove vedi il cambiamento nel tuo papà, mamma, marito. Mm. E lì cerchiamo di capire se si nasconde una fragilità più cognitiva o somatica, se si nascondono le spie di una ipotetica demenza e quindi nell'eventualità lo orientiamo a fare gli approfondimenti diagnostici corretti. Quindi voi create uno spazio sicuro dove le persone, i caregiver possono aprirsi rispetto alle difficoltà che stanno vedendo, che magari non hanno ancora un nome, ma aiutate loro a trovare anche una cornice per dare un significato ai comportamenti. Esattamente, ma anche quando hanno già un nome. Mm. La vita con la demenza è una vita lunga, sia per chi la porta, sia per chi è accanto. E è una vita che può, sì, può coinvolgere, può riempire anni. Quindi all'interno di questi anni, decenni a volte, i cambiamenti sono tantissimi. Avere una diagnosi, avere una demenza da 10 anni descrive quadri e comportamenti e giornate completamente differenti nelle vite di queste famiglie. Ma anche una volta che la diagnosi c'è già, i cambiamenti che nascono nella malattia, nella vita con la malattia, non sono sempre prevedibili e non sono sempre uguali per tutti. Quindi anche a diagnosi fatta può succedere che la famiglia si trovi di fronte a delle nuove perdite, a delle nuove, a dei mutamenti e non saperli interpretare o non sapere come rispondere a queste nuove sfide che la vita con la malattia ci pone. Quindi anche quando c'è la diagnosi noi cerchiamo di essere uno spazio sicuro, come l'hai descritto, anche dopo 10-15 anni di malattia. Una volta quando si trattava di queste malattie c'erano solo i servizi residenziali, cioè si entrava solo in casa di riposo, come si venivano chiamati una volta. Adesso invece ci sono tutta una serie di servizi territoriali di cui tu ti occupi. Ci puoi Mm. illustrare di che cosa si tratta? Quindi a domicilio che tipo di servizi possono essere attuati? Allora, nel panorama regionale la declinazione di questi servizi ha dei punti, diciamo, in comune che sono uguali in tutte le aree regionali e poi ci sono delle peculiarità locali, quindi purtroppo non abbiamo ancora, perché l'obiettivo è di generare anche un'uniformità e di possibilità per tutte le persone della regione, però non abbiamo ancora un quadro uniforme da Belluno a Rovigo, per intendersi. Quindi quello che accade per tutti è l'esistenza di servizi di assistenza domiciliare, quello che viene chiamato SAD in acronimo, cioè la possibilità di avere degli operatori mh, formati che possano andare a domicilio per supportare la famiglia in attività di tipo assistenziale, quindi ad esempio l'igiene della casa o della persona, ma anche la gestione di alcune spese o la consegna dei pasti a domicilio. Questo accade in tutto il territorio nazionale. Quello che accade nel territorio trevigiano è una peculiarità di grande qualità,
e anche di grande sforzo e di grande impegno. Per il momento è appunto limitata a 36 comuni del territorio del ULS 2. Ehm, ma esistono anche in altre aree regionali delle associazioni che svolgono dei ruoli simili, quindi invito comunque ad informarsi su cosa accade nel proprio territorio. E quello che abbiamo aggiunto noi nel Trevigiano al SAD è un servizio che viene definito SAPAD, ossia un'assistenza domiciliare specialistica, un altro acronimo, ma che va a definire il fatto che le persone che vengono a domicilio non fanno al posto del familiare, quindi non svolgono il bagno al posto del familiare o l'igiene della casa, ma insieme al familiare trovano delle strategie e scambiano delle strategie per rendere questi compiti molto più semplici, accettati, comprensibili agli occhi della persona con demenza. Questo è il servizio SAPAD. E questo servizio è gratuito perché nel Trevigiano viene finanziato dall'azienda sanitaria e permette di raggiungere circa 200 famiglie ogni anno, famiglie con la diagnosi, e non a caso dico famiglie con la diagnosi, perché il nostro intervento si può declinare o sulla persona malata, con interventi di stimolazione cognitiva, interventi appunto di supporto assistenziale, anche interventi di attivazione motoria con l'aiuto della fisioterapista, ma che non prescindono mai da quello specifico nucleo familiare, da quella rete anche di assistenza familiare presente, cioè il parente, il coniuge, il figlio, la figlia molto spesso, ma anche l'assistente familiare, la cosiddetta, ahimè, badante, che però è la protagonista in moltissime situazioni di quella che è la vita quotidiana assieme alla persona fragile. In quel caso noi andiamo a dare a queste persone che ruotano intorno e che ballano e danzano intorno alla persona malata, ehm, una sorta di istruzioni per l'uso, per poter danzare meglio, nel senso di entrare molto di più in comunicazione con la persona malata, quindi non agendo su di lei, ma facendo insieme a lei alcune attività anche di stimolazione, ma anche le attività di tutti i giorni, prepararsi da mangiare, vestirsi, affrontare un bagno, in modo che non vengano viste come delle situazioni challenging, sfidanti, difficili, ma vengano lette proprio partendo dalla prospettiva della persona con demenza. Quindi, ad esempio, un ambiente così affollato di mobili, di oggetti, come può essere letto? Ecco che l'ergonomia ci viene in aiuto e quindi la fisioterapista non si occupa solo dei muscoli delle gambe, ma magari si occupa anche di aggiustare un po' la disposizione dei mobili in salotto perché la persona con demenza possa avere davanti uno spazio più controllabile e quindi dove c'è più controllo c'è meno paura e dove c'è meno paura c'è meno bisogno di doversi difendere con dei comportamenti, ad esempio di ansia o di agitazione o desiderio di andarsene. Ecco, in estrema sintesi. Stai toccando un aspetto importante che è anche quello di quelli che vengono chiamati disturbi comportamentali, che magari potremmo chiamare in un altro modo, ma puoi dirci qualcosa in più rispetto a questo? Sì, appunto non piace neanche a me chiamarli disturbi comportamentali perché nel disturbo c'è sempre il concetto che ci sia qualcosa di sbagliato da correggere. Invece sono dei comportamenti che esprimono un bisogno, un desiderio, un'intenzione, come tutti i nostri comportamenti. E se noi pensiamo che la persona ha esattamente gli stessi bisogni che abbiamo noi, e quindi non perché sia appoggiata sopra una diagnosi ne muta la natura dell'essere umano, ma semplicemente ha un linguaggio nuovo, un linguaggio per certi aspetti parziale, mi rendo conto. Ehm, Noi dobbiamo aiutare a mettere un po' più luce, quindi aiutare a far sì che la persona agisca nel suo ambiente, sentendosi al sicuro. Molto spesso quelli che vengono definiti disturbi comportamentali nascono da una percezione di un ambiente non leggibile o minaccioso o appunto troppo complesso. Quindi la nostra chiave è se tu hai un ambiente favorevole, umano, oltre che fisico, non hai bisogno di esprimere dei comportamenti di disagio perché non senti il disagio.
Quindi ecco che l'etichetta disturbo comportamentale cade da sola. Ehm, Quando parlo di ambiente umano, non è meno importante dell'ambiente fisico. L'ambiente umano significa l'atteggiamento che le persone hanno nei confronti delle persone con demenza. Atteggiamento che può essere verbale, ma anche di come si porta il proprio viso nel relazionarsi con una persona fragile e di come noi possiamo facilitare una comunicazione e una comprensione reciproca o come possiamo ostacolarla, magari semplicemente cambiando un tono di voce, rallentando alcuni gesti automatici, inserendo delle parole chiave che possono aiutare la persona a- a- ad orientarsi, a capire chi è lui e chi siamo noi in relazione a lui. Mi piace spesso usare il concetto di dire vengo in pace, cioè se una persona con demenza percepisce che il suo caregiver, familiare o professionista che sia, viene in pace, quindi viene per il tuo bene, noi spesso vediamo che la persona non solo si affida, ma a volte proprio esprime il bisogno di seguirci. Quindi non c'è un'ostilità, c'è proprio una complicità che va costruita però in modo consapevole, sapendo quali sono le lenti distorte che una persona con demenza, a suo malgrado, è costretta ad indossare. E dicevi che è una malattia molto lunga e quindi richiede anche tutta una serie di riadattamenti continui nella relazione, Sì. adesso ti dicevi anche nell'ambiente. Hai una storia o delle storie da raccontarci che ci sono state particolarmente care a te o che ti hanno colpito? Persone che hai seguito, famiglie che hai seguito. Tantissime, mi verrebbe da dire un collage di storie, anche perché ogni fase, ehm, il tempo si intreccia con la storia, quindi quando arrivano le informazioni generano, in quel momento lì, generano il problema, la difficoltà, la sfida e generano anche la potenzialità per poterla risolvere. Quindi se dovessi accompagnare le famiglie dalla diagnosi in poi, magari mi vengono in mente tante storie, eh, ma mettendole tutte insieme fanno la storia della persona nella sua lunga traiettoria con questa pesante valigia della demenza. Quindi nel dopo diagnosi i temi che le famiglie ti portano è il glielo dicono, glielo dico, quanto la persona si sta rendendo conto. Mi vengono in mente, ad esempio, mi viene in mente un signore giovane, molto giovane, che si è reso conto da sé di avere delle difficoltà e infatti poi si è reso conto perché riconosceva in sé degli aspetti che c'erano anche in altri suoi familiari. Lui a sua volta era stato figlio di un papà con una demenza e se n'era preso cura. E quando la moglie ha cominciato a accusarlo delle stesse dimenticanze, delle stesse distrazioni che lui vedeva nel padre, è stato lui stesso a rendersi conto, con grande timore, che qualcosa stava cambiando in lui. Ecco, questo signore, che è raro che una persona si renda conto della propria demenza, è raro ma non è impossibile, e questo signore si è reso conto di quello che stava cambiando e ha avuto una reazione di grande difficoltà, di grande sconforto. Lì abbiamo, come servizio, ci siamo avvicinati a lui per aiutare a stare con questa rabbia che all'inizio c'era, la grande rabbia di questa malattia che sperava non lo toccasse, non lo sfiorasse, ma abbiamo agito anche in una chiave di programmazione e insieme a lui abbiamo proprio detto quali saranno i passi che la vita ti metterà davanti. Adesso abbiamo il linguaggio che sta tenendo ancora molto bene, purtroppo il linguaggio si deteriora presto nelle demenze, ma il linguaggio è una risorsa perché mi permette di rimanere connessi, quindi lavorare con il linguaggio e rinforzando il linguaggio nelle prime fasi di malattia è ad esempio uno degli scopi primari, in modo che la persona possa rimanere non isolata, ma rimanere engaged, coinvolta, ingaggiata in una conversazione con gli altri. Ehm, Man mano che la persona ha perso la consapevolezza di questa malattia, ci siamo avvicinati alle situazioni un po' più frequenti, quindi la famiglia, 9 volte su 10 è la figlia,
che segnala che qualcosa sta cambiando. La figlia che vede i genitori bisticciare, litigare, non comprendersi perché hanno dei livelli di consapevolezza della vita nel mondo molto diversi. Le abitudini consolidate da una vita che cominciano a disgregarsi. Allora, in quel caso, agire sulla figlia, dico la figlia, ma chiaramente potrei intendere anche il figlio, le nuore, eh, agire sul familiare di riferimento significa aiutarlo a capire che cosa sta accadendo nel cervello del proprio caro, ma anche che cosa sta accadendo in sé, nella propria identità. Quindi capire ad esempio che distanze tenere, perché quando, a volte, quando la malattia arriva c'è quasi questo bisogno spasmodico di voler controllare tutto, di voler gestire anche le fragilità, limitando ad esempio gli spazi di autonomia e di libertà della persona malata perché si ha paura. Allora si tende a proteggerla, a dire non prendere più la macchina, non muoverti, faccio io. Le attività che facevi prima, fermati perché magari ti puoi trovare in difficoltà, qualcuno ti può mettere in imbarazzo. E paradossalmente il rischio è di peggiorare ancora di più e di accelerare ancora di più il percorso di vita con malattia. Quindi una cascata di sintomi che si accompagnano ad un isolamento progressivo della persona malata e di chi divide la vita con lui. E quindi a volte agire nella cura della demenza significa anche agire sulla solitudine di quel nucleo familiare. Mm, la stimolazione cognitiva è un'attività utilissima per rinforzare, per trovare delle strategie, per aiutare a parlare, per rinforzare le parti ancora sane e quindi rallentare il declino, ma è ancora più utile perché spesso questa stimolazione cognitiva può essere fatta in piccoli gruppi di persone ugualmente fragili, ma che in quel momento, in un contesto assolutamente non giudicante, anzi facilitante, si possono trovare uniti da delle relazioni. E questo accade ad esempio in uno degli altri servizi che noi mettiamo in gioco, che è sono i laboratori di stimolazione cognitiva. Ne facciamo diversi e vengono fatti anche in molti luoghi della regione, a volte in capo alle associazioni per i familiari, a volte a delle realtà territoriali come l'RSA, a volte vengono fatti anche negli stessi CDC. Quindi invito davvero a mappare il proprio territorio e a capire che cosa accade. Ma i gruppi di stimolazione cognitiva aiutano la persona a lavorare sulle proprie risorse e aiutano i familiari anche a capire che può esistere una vita ancora di relazione. Perché il male peggiore non è la malattia in sé, ma è l'isolamento profondo che deriva dal possedere questa diagnosi e sia nella persona malata sia in chi si sta intorno. Quando una persona vive la demenza spesso rinuncia a tutte quelle attività di relazione che prima caratterizzavano questa famiglia e rinuncia in modo progressivo ed inesorabile, ma vivere una condizione di isolamento abitativo, ambientale, relazionale, peggiora, alcune ricerche dicono, fino al 40%, aumenta il rischio di scivolare in demenza. E qui parlo dei familiari. Quindi può succedere che sì, ok, c'è una persona con demenza in questa famiglia, ma io aumento la vulnerabilità che anche un'altra persona stia male in quella stessa famiglia. E non perché la demenza è contagiosa, ma la solitudine sì, è contagiosa Mm. e Il pericolosa. tema isolamento e demenza. A volte sono i familiari che si isolano, ma a volte sentivo dei familiari che mi dicevano anche che vengono isolati nel momento in cui un familiare ha questa diagnosi, quindi c'è anche il tema dello stigma. E so che ti sei occupata anche delle città amiche per la demenza, quindi anche di superare lo stigma nei confronti di questa malattia. Sì, in molti ci stiamo occupando nel territorio regionale delle città amiche. Penso a Verona, l'associazione Alzheimer sta facendo moltissimo, a Padova hanno lavorato anche insieme ad esempio agli enti museali del territorio, nel Trevigiano è un percorso ormai iniziato insomma da qualche anno, proprio di
creare una comunità locale, sì, si parla di città, ma possiamo anche parlare di quartiere amico, di strada amica, di scuola amica, e non necessariamente città come un CAP, ma significa creare un contesto comunitario, territoriale, attento ai bisogni di queste persone. Intanto attento a capire che queste persone esistono e non sono una nicchia di rarità, ma sono un numero crescente e sono una delle possibili traiettorie del nostro stesso invecchiamento. Quindi significa prendersi cura di quello che noi potremo diventare domani, eh, oltre che delle persone che oggi vivono questa condizione. Significa cercare di creare delle connessioni tra realtà territoriali non necessariamente sanitarie. Appunto, quando parlo di demenza, parlo di malattia, ma parlo anche di perché c'è una malattia. Non dobbiamo dimenticare che qualcosa si rompe qui. Ma è anche una condizione, cioè uno stato della vita. Non è una malattia che aggiusti e ripari come un pezzo rotto, ma è un pezzo che si rompe e con cui devo vivere il resto dei miei giorni. E quindi diventa una condizione esistenziale. Questa condizione esistenziale può essere deserta o può essere popolata di, di- di solidarietà, di sostegno, di attenzione. Quindi la prima cosa è capire che queste persone ci sono, capire quali sono le differenze, le peculiarità che la malattia genera in loro, quindi ad esempio la difficoltà di esprimersi, il fatto di dimenticare, la difficoltà di orientarsi anche nello spazio per la strada, la difficoltà magari a chiedere aiuto perché possono trovare può incepparsi il linguaggio, possono non riuscire ad accedere al loro magazzino di parole. Ma se noi conosciamo queste loro difficoltà, riusciamo a essere proattivi, a intercettarle e a tendere una mano, senza chiudersi in un ulteriore isolamento dato dalla paura, dal che cosa starà pensando quella persona, cosa starà facendo, è pericoloso, mi può fare del male, avrà bisogno di me o non avrà bisogno? Sì, ha bisogno. Però sei tu che devi andare verso, perché proprio per la sua fragilità non sarà magari lui a chiedere aiuto. E quindi mettere in connessione questi mondi diversi significa, a partire dalle scuole, dai bambini piccoli, incominciare a levare la paura sulla parola demenza. La parola Alzheimer è ammantata ancora di un terrore come anni fa era ammantata la parola cancro, ad esempio, no? Quelle parole che non si possono dire. Ehm, e che quindi assumono ancora di più il peso e la gravità quasi di una colpa. Invece liberando queste parole, pulendole da tutto quel nero che si crea intorno, diventano parole che possono incuriosire. Cosa significa questa parola? Cosa mi puoi dare e cosa posso dare io a te che hai questa parola nella tua valigia? E quindi aiutare i bambini a capire, ad esempio, come possono essere vicini a un nonno o a un signore o a un vicino di casa, usando quelli che sono i loro strumenti, quindi ad esempio l'avvicinarsi, la carezza, il contatto, far capire che non ci sono conseguenze negative. Mhm. Ehm, Dai bambini si può andare ai ragazzi, ad esempio alcune esperienze virtuose anche in questo territorio hanno aiutato i ragazzi delle scuole superiori a capire un po' di più questi mondi, ad esempio facilitando il loro ingresso all'interno dell'RSA per fare delle attività insieme a delle persone con demenza. Recentemente è stato svolto proprio con un liceo locale. I ragazzi hanno svolto dei PowerPoint, dei piccoli pitch, dei piccoli filmati di presentazione di opere d'arte nel corso di storia dell'arte di scuola e le hanno presentate agli anziani con demenza, adattando i linguaggi, adattando le opere scelte, ma hanno portato il museo Mm. dentro l'RSA dove abitano persone con demenza che nel museo normale non sempre riescono ad andare. Non ancora, dico, spero che ci riescano presto, ma non ancora, perché magari i musei sono organizzati con barriere architettoniche, ma anche con barriere non architettoniche, con barriere cognitive e relazionali, per cui le persone non riuscirebbero a godere di questo momento, ma vivrebbero questo momento come una somma di stimoli tanto confusivi, addirittura da diventare fastidiosi. Oppure la città amica significa anche permettere a queste persone che possano andare ad una messa
perché questa messa è stata detta in modo diverso, senza chiedere a queste persone, ad esempio, di alzarsi e abbassarsi spesso nella sedia o magari privilegiando certe preghiere che vengono dette a memoria ed è una memoria che funziona a lungo nelle persone con demenza, anche quando sono molto gravi, il Padre Nostro lo sanno dire, se lo sapevano dire prima, si snocciola da solo e quindi per una persona con demenza trovarsi a messa e riuscire a dire ad alta voce una preghiera lo fa sentire capace, efficace, gli dà ancora quel diritto di cittadinanza che la malattia spesso ti porta via. Quindi creare delle comunità amiche significa capire come ogni negozio, ogni scuola, ogni autobus Mm. può essere un terreno potenzialmente pericolosissimo per una persona con demenza o potenzialmente utile e spingere sull'utile, ovviamente. Oltre alle città amiche per la demenza, ci sono i caffè Alzheimer, un altro servizio, un altro tema che si sviluppa attorno alla demenza. Che cosa sono? I caffè Alzheimer sono forse il primo tentativo che non aveva ancora l'etichetta di evento amico, ma forse erano il primo tentativo realistico di comunità amica della demenza. Sono degli incontri che nascono nel territorio in luoghi non clinici, non necessariamente sanitarizzati, non è un ambulatorio, non è un ospedale, a volte possono essere gli oratori delle parrocchie o i centri polivalenti, i centri anziani. Noi ne facciamo uno all'interno di un comune, ma a Vicenza, ad esempio, lo fanno in una sala polivalente dove vanno sia bambini che anziani. E questi centri, questi caffè Alzheimer sono degli spazi di incontro dove i malati possono trovare un ambiente sicuro, che li conosce, che sa quali attività proporre, magari per alcune ore. E le persone, i familiari possono trovare un piccolo spazio collettivo di confronto. Sono dei gruppi, gruppi frequentati da altri familiari, a volte da volontari del settore, dove in ogni incontro interviene un esperto, esperto della società civile, quindi può essere sia un esperto di demenza, un medico, uno psicologo, un logopedista, ma può anche essere il farmacista del paese, può anche essere un avvocato che magari ti aiuta a orientarti nel terribile labirinto delle norme, delle possibilità, dell'amministrazione di sostegno, di tutte quelle forme anche giuridiche che potrebbero esserti utili se vivi accanto a una persona con demenza. Per me uno degli incontri più significativi, stimolanti, è stato con un'infermiera che si occupava di incontinenza che ha spiegato come e quali residi possono essere usati. Residi posso intendere dall'assorbente al panno, ma spiegandoli in modo specifico per una persona con fragilità cognitive, che ad esempio non si ricorda come devi metterlo, quel salvaslip, o che magari quando lo leva lo fa in mille pezzi perché è in una fase della malattia in cui è molto forte la tendenza a spezzettare, ad agire con le mani. E quindi piccole stratagemie per poter magari evitare il disagio di un panno spezzettato nelle lenzuola mattutine o come permettere ad esempio a una persona con un'iniziale incontinenza di andare ancora fuori perché ha un tipo di panno molto facile da gestire che non lo mette in imbarazzo, che non gli fa sentire il disagio di avere qualcosa di estraneo in quelle zone lì e quindi gli permette di sentirsi nella libertà di poter andare via, di andare in palestra o di andare a fare una piccola gita. Quindi non necessariamente gli interventi del caffè Alzheimer sono interventi ehm, medici, diciamo così, sulle caratteristiche della demenza, ma a volte sono interventi anche che aiutano a vivere bene con. È intervenuta un nutrizionista che ad esempio ha parlato di come il cibo, sia nel malato ma anche nel familiare, possa essere una medicina in più, un aiuto per evitare ad esempio delle patologie che possono complicare l'esito, l'iter della demenza. Avere una demenza, avere un diabete è un doppio problema. E Mm. allora, se c'è una demenza, io posso comunque tenere uno stile alimentare che mi aiuti a essere meno affaticato, ad avere più prontezza e più ossigenazione cerebrale e evitare di incappare in altri guai, magari metabolici, che possono peggiorare la mia condizione iniziale. Quindi
Ogni mese intervengono delle figure a portare cultura. Cultura significa rendersi anche capaci di avere strumenti nuovi, non tradizionali, quotidiani, nel prendersi cura di chi vive questa condizione. Quindi si possono imparare proprio anche delle strategie, dei piccoli gesti per migliorare la qualità di vita sia della persona malata che del caregiver, anche se stiamo parlando di una malattia per cui non ci sono ancora delle cure, cioè non c'è una guarigione, ma c'è molto da fare sul prendersi cura. Certo, sì, esattamente così, perché è vero, io posso non avere una medicina che riporta la situazione a come era prima, però posso anche essere estremamente affaticato come familiare perché ho passato 4 ore a cercare di scaricare da internet dei moduli, magari per avere dei contributi economici, e non capisco dove vanno messi, come vanno scritti, a chi vanno consegnati, quanto tempo devo aspettare. Oppure posso avere qualcuno che mi fa capire, mi spiega bene come compilarli, mi facilita, li compila insieme a me in quelle serate del caffè e quindi mi si liberano magari 3 di quelle 4 ore e in quelle 3 di quelle 4 ore io posso andare fuori con il mio familiare, posso andare a fare la spesa, oppure posso decidere di accompagnare quel familiare a un centro sollievo, che è un altro dei servizi con cui collaboriamo, e sapendo che lo affido a mani sicure, posso decidere che in quelle 3 ore magari vado a tagliarmi i capelli, se sono una figlia o insomma, un familiare. Cos'è il centro sollievo? L'ho nominato ma non l'ho spiegato, posso? Certo. 2 parole per dettagliarlo. Questo è un servizio regionale, quindi con molta fierezza dico che esiste in tutto il Veneto, non esiste solo qui, però esiste, ecco, solo in alcune regioni, pochissime regioni. Forse il Veneto è la prima regione in Italia che ha sistematizzato questo servizio ed è la possibilità di affidare il proprio caro con una demenza diagnosticata dal medico di famiglia, non necessariamente da organismi specialistici, ma con una demenza conclamata e non gravissima, quindi che gli consenta di uscire di casa e di raggiungere questo luogo. Sono piccoli gruppi in contesti appunto non sanitari, spesso sono delle sale comunali o dei centri anziani, e in questi piccoli gruppi, 6, 8, 10, massimo 15 persone con demenza, ci sono dei volontari. Addirittura arrivano a essere il rapporto 1 a 1, quindi 10 malati, 10 volontari, uno per ciascuno, e che si occupano di intrattenere. Ovviamente sono dei volontari formati e noi come centro specialistico abbiamo e l'onere di formare 15 centri sollievo nel Mm. territorio trevigiano. Ma tieni conto che nella regione, Antonella, sono 142 i centri sollievo, quindi sono tantissimi. Anche i comuni molto piccoli di 8.000 abitanti hanno il loro centro sollievo, che magari una mattina o 2 mattine a settimana accolgono queste persone gratuitamente e permettono al familiare di avere uno spazio di sollievo, appunto, di ristoro dalla cura. E quello spazio che permette di trovare delle strategie di rigenerazione Mhm. da parte del caregiver, che poi gli permettono di riprendere il suo compito di cura quotidiana, ma con un po' di forza e di energia in più. Quando arriva questa diagnosi a volte si cercano informazioni, anche tu prima non ci dicevi, si cerca su internet, si cerca da chi si conosce, ma hai dei libri da suggerirci da leggere quando... Allora, sì, ho dei libri, ma anche, allora, esiste anche un portale nella regione Ah, Veneto, si chiama La mappa per le demenze. Ehm, Perfettibile, non è completissimo, però è un primo ottimo approdo che secondo me tutti noi dovremmo, che ci occupiamo a vario titolo, possiamo trovarci davvero del materiale utile. La mappa per le demenze, lo googli, mappa per le demenze Regione Veneto, ha delle sezioni che partono proprio da chi sei, quindi c'è la sezione per il medico, la sezione per la badante, la sezione per il malato, per il familiare. Cliccando nelle sezioni tu trovi tutto quello che accade intorno a te nel tuo territorio, strategie, articoli, link a materiali utili,
ma anche gli indirizzi e i numeri di telefono delle associazioni di riferimento. Quindi può essere un primo ottimo approdo nel nostro territorio regionale per conoscere di più il mondo delle demenze. Poi sì, dei libri ne ho, quindi se vuoi te li Sì, se ce li racconto. racconti, sì. Che cosa possiamo trovare dentro questi libri? Allora, parto da questi che mi vengono in mente soprattutto se si è familiari. Questo è un libro bellissimo scritto da un figlio. Generalmente il ruolo di caregiver è ricoperto da donne, soprattutto nel nostro paese. Chi ha questo compito spesso è donna, Ti è puoi dire il figlia. titolo e l'autore? Che ci Sì, puoi... certo, il titolo è Lo sconosciuto, l'autore è Nicola Gardini ed è un libro scritto qualche anno fa di Sironi, editore, ma si trova con facilità e racconta il legame tra questo figlio e il papà affetto da una demenza vascolare. Questo papà che un po' cambia di giorno in giorno, che a volte riconosce Nicola come figlio e a volte no e di come questo riverbera nel cuore di Nicola, a volte con dei sensi di profonda lacerazione. Ma anche ci sono in modo leggero, lieve, dei sottili momenti di ironia e di complicità tra questo figlio e questo papà che nel carattere si assomigliano, infatti si sono sempre presi un po' a parole, a conflitti, a schermaglie, ma poi nella malattia si ritrovano perché Nicola, il figlio, è in grado di vedere e riconoscere la fragilità del padre e di conoscere quali sono quegli aspetti caratteriali, perché li vede in se stesso, che possono far leva e far breccia nel cuore del papà. E quindi, ad esempio, sa che non bisogna mai comandare il padre, perché il padre è un uomo che ha sempre fatto tutto da sé e quindi bisogna dargli comunque lo scettro del potere anche nella demenza, e quindi dargli degli spazi in cui lui può agire libero e fare le cose anche magari non perfettamente, ma farle lui senza qualcuno che le faccia al suo posto. Ecco, questo libro l'ho trovato molto sincero, ecco, questa è la parola che mi viene, molto sincero nei lati oscuri e nei lati luminosi di un rapporto tra padre e figlio. Un altro è questo, un libro famoso per chi si occupa di questo tema, è scritto da Michele Farina, che è un giornalista del Corriere della Sera ed è anche l'ideatore dell'Alzheimer Fest, un altro grande evento che si ripete di anno in anno in vari territori del nostro paese, dove questo giornalista, insieme anche all'IP e a noi stessi di ISRA, hanno cercato di creare un contesto di attività possibili, di stimolazioni possibili, di mondi che cominciano a parlare del tema della demenza. E Michele Farina ha raccontato in questo libro bellissimo il viaggio che lui ha fatto qualche anno fa in Italia per tutto il paese, incontrando storie, famiglie, coppie che vivono questa malattia e mostra anche la grande difficoltà di vivere la malattia in alcune zone del paese, che magari hanno meno possibilità, meno servizi, e invece come la strada può essere un po' più lieve in realtà che si sono organizzate meglio di prima. Quindi va letto anche dagli addetti ai lavori, non solo dai familiari, perché mostra quello che le famiglie chiedono. E quindi anche è un utile spunto per noi per capire dove non vale la pena magari incaponirci dando informazioni eccessive, ma quali sono i bisogni fondamentali che le famiglie hanno. Il bisogno di prendersi degli spazi, il bisogno di poter ehm, anche parlare non della malattia, anche trovare delle relazioni sane, vivificanti, eh, consapevoli, uso spesso questa parola, ma consapevoli nel senso di trovare degli spazi di complicità con altre famiglie che vivono questa malattia, ma che magari per un momento decidono di non metterla in primo piano e quindi di non parlare cosa fai quando hai questo problema, cosa fai quando, ma decidono di vivere esperienze positive, piacevoli, leggere insieme, come può essere un sollievo, andare anche semplicemente andare a fare una gita. E quindi è pieno di spunti, di idee, di iniziative ed è scritto molto molto bene. Un altro libro che mi viene in mente più
sia per i familiari, ma anche per chi si occupa e si approccia alla demenza da caregiver professionale, è questo, aiutami a ricordare, scritto dal professor Trabucchi, che è forse insomma il padre di questi contenuti nel nostro territorio nazionale, e lui usa, mi piace molto il sottotitolo, cioè la demenza non cancella la vita, e mostra come in tante storie, in tanti contesti, dal mondo interno del paziente al mondo esteso della comunità, possiamo trovare vita nella demenza. Quindi questo forse è diciamo, un vademecum che non dovrebbe mancare in chi si prende cura. E dimmi se posso dirne altri due o sono Sì, troppi. sì, siamo qui Ok. che ti ascoltiamo con interesse. Allora, un altro è questo mi sento di dire che è un libro antico ma che non passa mai di moda, e lo consiglierei soprattutto a chi si prende cura. È un libro che parla della persona con demenza, e anche qui il titolo in sé è molto più che un titolo, perché aiuta i clinici a vedere questa parte, la persona nella malattia, e a non far sì che la parola demenza prenda tutto il quadro visivo e quindi ogni comportamento venga letto alla luce di questa diagnosi. Mm. Anche banalmente le espressioni di dolore. Fino ad alcuni anni fa, forse nei primi libri che ho letto occupandomi di questo tema, il dolore e la demenza erano due mondi che non parlavano molto. Sì, vabbè, chissà se la persona con demenza sente dolore, lo sente come noi, o lo esprime come noi, oppure tante volte amplifica perché è confuso e quindi magari esprime dolore anche quando questo dolore non c'è. Tantissimi pregiudizi rispetto a questo tema. Ma il dolore nella demenza, il dolore fisico intendo, può essere un fastidio corporale interno o un fastidio ambientale esterno, ho freddo, ho fame, sono seduto scomodo. Nella demenza può manifestarsi anche con quelli che venivano etichettati come disturbi del comportamento, e quindi ricevevano il trattamento dei disturbi del comportamento. Lo placo, lo sedo, in realtà magari dietro alcuni comportamenti agitati, nervosi, irritabili, dietro ad alcuni rifiuti, non ci vengo, non lo faccio, magari c'è, ho dolore, ma non riesco a dirtelo. Mi sento scomodo, mi agito, mi muovo, ma non riesco a dirti cambiami il cuscino, Mm. perché non mi viene in mente la parola cuscino e neanche la parola cambiami, e non so chi sei tu, perché in quel momento non ti riconosco e non so se posso chiederti di cambiarmi il cuscino. Ecco, non so se mi spiego. A volte nel grande calderone della demenza dimentichiamo che la persona continua ad avere un corpo, Mm. magari anche un corpo senile, quindi fragile, quindi con altre patologie, con altre problematiche, ed è immerso in ambienti rumorosi, freddi, caldi, afosi. Mm. Quindi ecco, questo libro ci aiuta a vedere la persona nella malattia e non la malattia che copre la persona. L'ultimo, tra l'altro credo sia anche più recente, è un libro, è la traduzione di un libro di Richard Cheston che in contesto anglosassone si è occupato molto del tema dell'advocacy, cioè cosa vuol dire, del dare voce alle persone che questa malattia la vivono in prima persona. Noi non abbiamo ancora la cultura e a volte anche la disposizione d'animo a condividere il tema della diagnosi con chi questa diagnosi la vive. Abbiamo anche un po' paura a stare in questo tema così delicato, di una persona che ci dice, come quello che citavo prima, il signore che citavo prima, sento che mi sto perdendo, perché è una frase inesorabile, no? È una frase talmente alta e complessa sul piano esistenziale che ci lascia inermi. Richard Cheston ci aiuta a capire come avvicinarsi con delicatezza a una condivisione di chi porta la fragilità con chi questa fragilità la porta. Quindi è una condivisione della perdita di memoria, della perdita del senso di identità, della demenza stessa, vissuta da chi ha la diagnosi. Quindi comunicare in modo aperto o comunque in modo adattato, ma sincero il vivere con la diagnosi, e aiuta anche a dare degli strumenti perché la persona possa pianificare qualche pezzo della propria vita futura. Cioè, cosa posso fare oggi in virtù di quello che potrei essere domani?
E questo per chi si approccia, sto pensando anche a delle figure psicologiche, delle figure di accompagnamento relazionale, può dare grandi strumenti. Ti ringrazio, così poi aggiungeremo i link alle varie risorse, ma guardando la copertina di quel libro mi vengono in mente anche i film che sono stati fatti. Sì, ci sono dei film bellissimi che consiglio sia agli operatori della cura, sia ai familiari di poter vedere, ehm, perché ci si rispecchia, perché si capisce di non essere soli. E, e perché si possono anche trovare delle chiavi di lettura interessanti di modalità relazionali accanto, per stare accanto e per parlarsi nella demenza, che davvero credo sia la chiave. Il peggior male che può succedere a queste persone è che si smetta di parlare con loro. Parlare con loro anche se magari i linguaggi hanno dei livelli di complessità molto differenti, per cui magari la persona con demenza si trova ad avere una o due o tre parole nel proprio magazzino delle parole, come può succedere a dei bambini molto piccoli. Ma dei bambini molto piccoli si parla, perché il parlare è un modo di tenere lo sguardo reciprocamente, è un modo di rimanere connessi, è un modo di accendere anche le mie orecchie e di aprire le mie orecchie ai tuoi bisogni. Quindi parlare non vuol dire solo usare un lessico, una grammatica, una semantica, ma parlare vuol dire anche, ad esempio, guardarsi, toccarsi, camminare assieme. E molti film mostrano questo e davvero incarnano bene questi aspetti della relazione. Il primo che mi viene in mente è The Father, un film con Anthony Hopkins di qualche anno fa. Un altro film che sento utile è Iris, un amore vero, che parla di una coppia dove la persona che si ammala è una persona che è vissuta davvero nel mondo reale, era un'insegnante di filosofia molto nota nei contesti universitari inglesi, ha scritto tantissimi libri e Iris Murdoch a un certo punto incappa nella demenza, nella sua demenza. E, e questo ci fa anche capire che la demenza eh, che ci sono dei fattori che ci proteggono, Mm. ma non dei fattori che ci salvano. Iris era una donna con un temperamento, una grande cultura e spesso si pensa che magari avere una cultura sia in qualche modo un salvagente da un certo punto di vista. Invece è un grandissimo strumento che permette anche di ritardare l'esordio di alcuni sintomi o di viverli meglio. Ehm, Così come l'attività fisica, ad esempio, è una degli strumenti che noi possiamo coltivare stando bene, perché creano quella che in gergo viene definita riserva, Mm. cioè la possibilità che quando arriva la malattia e strappa foglioline al mio cervello, alla pianta del mio cervello, non resti un ramo secco, ma esistano altre foglie che germogliano e continuano a germogliare in altre aree della mia pianta, dove la malattia non è arrivata a strappare. E quindi più foglie, più io arricchisco di foglie questo mio albero cerebrale e più la malattia farà fatica ad arrivare a levare tutto il mio patrimonio di foglie. Quindi è come se noi esercitassimo davvero una ginnastica dell'organo cervello. Alcune parti possono essere più fragili, più secche, più rovinate, con meno muscolo, ma altre possono ben compensare. Allora, l'esortazione anche a coltivare l'attività fisica, l'attività relazionale, l'attività culturale servono per creare salvadanaio, servono per creare un vivaio di foglie, servono per creare una palestra di muscoli allenati in modo tale che la malattia possa colpirmi ma non esaurirmi. Mi colpisce molto la passione con cui tu parli di quello che si può fare con questa malattia, con i familiari, con i malati. Qual è la tua motivazione interiore che ti spinge a lavorare con queste persone? Ah, mm, la straordinaria capacità
della persona, dell'uomo, della donna, di trovare delle strade. Il fatto che possa esserci sempre una capacità rigenerativa, anche nella malattia neurodegenerativa, sembra un ossimoro, e invece è proprio nella zona di confine, no? Dove pensi che tutto sia un levare, che ci sono ancora cose che puoi mettere. Non lo so, per rispondere a questa domanda così difficile, mi viene in mente una statua di Michelangelo, che erano le statue di Michelangelo, non il Davide, non quelle più belle, più lisce, più luccicanti, ma lui nell'ultima fase della sua vita faceva quelli che poi sono stati definiti non finiti, eh, delle statue aspre, difficili, non necessariamente belle, ma molto forti, molto potenti, dove la persona per cui lui scolpiva degli esseri umani, l'essere umano è come se spingesse la pietra intorno a sé. E in questi non finiti, non completi, tu vedi proprio la forza della natura nel cercare di riuscire a farsi strada anche nella roccia, no? Nella sabbia, nel marmo che lui scolpiva. E quello che ne esce è comunque un capolavoro. Ecco, questo mi viene da dire. Grazie, c'è tanta umanità in quello che tu dici. Vuoi lasciare un messaggio per le caregiver, i caregiver, per chi si occupa della malattia di demenza, per i malati stessi? Mi verrebbe da dire di non considerarsi dei recinti. Il recinto del familiare, il recinto del malato, il recinto del clinico, chiamiamolo così perché così metto dentro tutti, e il recinto delle badanti, che mi sta particolarmente a cuore perché le vedo le più recintate di tutte, perché è quasi come se fossero delle persone depersonificate, cioè sono considerate persone perché badano e non persone in sé, con una lettura, con delle interpretazioni, con dell'umanità, con dei sentimenti, e anche con delle grandi difficoltà in questo compito che spesso viene dato per scontato, no? Fai questo, è il tuo lavoro, quindi lo devi saper fare. Invece è un labirinto dove anche loro vanno aiutati a trovare un lume che le porti alla strada giusta, no? A una traiettoria delle traiettorie giuste nella cura. Quindi mi verrebbe da dire di abbassare gli steccati, di capire che siamo tutti ugualmente vulnerabili. Qualcuno ha detto o si è caregiver o lo si sarà, o si è malati o lo si è stati o lo si sarà. Quindi questa condizione può davvero colpirci tutti, toccarci tutti, non colpirci come un proiettile, ma toccarci come un'esperienza che ci cambia, ci trasforma, ma siamo tutti ugualmente trasformabili. Quindi mi verrebbe da dire abbassiamo gli steccati, capiamo che questa è una delle condizioni collegate al nuovo lungo vivere e attrezziamoci per farlo al meglio. Grazie Silvia, grazie per il tempo che ci hai dedicato. Grazie a te.